Ciao a tutti amici di mattoscacco.com e ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi vedremo una partita eccezionale, ma prima voglio ringraziare a tutti per il traguardo dei 50.000 iscritti. Per festeggiare ho deciso di fare questo piccolissimo contest. Allora scrivete un commento qui sotto con scritto Accademia e uno di voi verrà selezionato in modo totalmente casuale per avere un mese gratuito di ingresso alla nostra Accademia di Scacchi. Detto ciò, andiamo a vedere ragazzi la partita di oggi. Abbiamo col bianco Kramnik e con il nero Carlsen. Vediamo come Kramnik in questa partita di torneo dove si vedevano sfidare fra di loro le più grandi leggende di scacchi, doveva e voleva vincere contro Carlsen, quindi ha utilizzato un tipo di gioco molto aggressivo, molto offensivo, e vedremo come andrà a finire la partita. E4 apre Kramnik, C5 difesa siciliana, cavallo F3, D6, solite mosse di routine, cattura, cattura, cavallo F6, minacciando questo cavallo, cavallo C3, andando a difendere. A6 può sembrare una mossa strana, ma questa è una mossa di routine in questo tipo di struttura in genere nella difesa siciliana, proprio perché questa casa è troppo importante da difendere, è troppo importante che i cavalli non riescano a venire qui ed è troppo importante che anche l'alfiere non riesca a venire qui, quindi questo pedone A6 che va un po' incontro, in senso contrario al principio generale che nell'apertura devi muovere i pezzi più che muovere i pedoni, però in questo caso va più che bene. Alfiere C4, qui quindi non vediamo la solita alfiere 3 seguito da alfiere 2 eccetera eccetera, ma alfiere C4. Alfiere C4 è una linea molto aggressiva della siciliana, proprio perché, come puoi vedere, l'alfiere si mette su questa importantissima diagonale e quindi è pronto per attaccare ovviamente anche il punto debole F7. Non solo, se in futuro il nero spingerà su E6, non appena l'alfiere si toglierà da questa, l'alfiere campochiaro del nero si toglierà da questa diagonale, potranno esserci sacrifici su E6. Sono partite veramente ai limiti del romanticismo. Tuttavia Carlsen gioca B5, questo permette ovviamente di dare un'altra possibilità all'alfiere di mettersi su questa diagonale, piazzare la donna in C7, mettere poi ovviamente sviluppare il cavallo, mettere l'altra torre in C8 e avere una forte pressione sulla colonna G. Alfiere B3. E6, eccola qui la mossa E6 che il bianco aspettava. Adesso non appena il nero per esempio giocherà cavallo in B di 7 si potrà sacrificare su E6. Ci vuole coraggio, ovviamente il computer non dà buona questa mossa, ma è molto fastidiosa, è molto fastidioso. Ho visto persone fare partite eccezionali, vincere dopo questo sacrificio. Il nero sì, si trova in vantaggio di materiale, ma deve effettuare una difesa molto ma molto precisa. È il turno del bianco che gioca alfiere 3. L'idea probabilmente è quella di giocare donna di 2 con l'arrocco lungo. Alfiere in E7. Ti faccio vedere che cosa sarebbe potuto accadere su cavallo B di 7 subito. Ci sarebbe stato il sacrificio di alfiere su E6, cattura, e ora cavallo in E6. Ora non solo il bianco si è preso 2 pedoni, ovviamente ha dato un alfiere per questo, adesso minaccia donna e alfiere. La donna si deve spostare per esempio in A7, in E7 minacciando il cavallo, cavallo C7 con attacco doppio. Ovviamente la donna si poteva andare anche in A5, in C7 non può perché c'è il cavallo, in B6 non può perché c'è l'alfiere, in A5 ovviamente sarebbe potuta essere A3 con l'idea di spingere in B4 cercando a tutti i costi il modo per far togliere la donna da questa diagonale ed intrappolare ovviamente la donna scura. Bene, andiamo a vedere invece come è andata la partita. Alfiere 7, donna in E2 anziché in D2, questo è interessante. Ora il bianco può ovviamente scegliere se arroccare lungo o corto, arrocco corto, F3. Si sta preparando quello che viene chiamato attacco inglese, G4, G5 e poi questi pedoni vanno a dare fastidio all'arrocco avversario.
L'idea poi è anche quella di poter mettere la donna su D2 e a seguito di un G6, poiché il nero vuole rendere la propria struttura più solida, ovviamente poi l'alfiere può venire in H6 a sfianchettare. Donna C7, questa è sempre un'ottima casa per la donna nella difesa siciliana, si occupa la colonna C. G4, ecco, il bianco sta dando il via all'iniziativa sull'ala del re nero, e qui sull'ala di donna il nero cercherà di spingere i propri pedoni. Cavallo C6, qui il nero deve ancora completare il proprio sviluppo, cattura, cattura. Ora solitamente si preferisce giocare H4 in modo tale che questi due pedoni uniti possano essere molto forti. Kramnik invece sceglie per G5 subito, dando fastidio a questo cavallo che è sotto minaccia, che va in D7, dove da D7 ovviamente ha due ottime case, una è E5, l'altra è C5, quindi il cavallo in D7 sta bene. H4 per supportare l'attacco, cavallo C5, ecco l'ottima casa che si è riuscito a impossessare il nero. H5, adesso questi due pedoni sono veramente tanto forti. Che cosa ti verrebbe in mente da giocare? Ora probabilmente cercheresti una mossa difensiva, cercheresti un modo per togliere attaccanti sul nostro rocco, cercheresti di fare qualcosa in grado di sventare l'attacco del nostro avversario. Carlsen invece gioca la raffinatissima Torre B8, così, cioè c'è il tuo avversario che è un giocatore da 2700 e passa punti che ti sta facendo un attacco così sull'ala di re, ma tu tranquillo, Torre B8, tanto c'è tempo. Io penso che questo sia anche un modo per prendere un po' in giro il tuo avversario. Ovviamente ora H6 non funziona perché permette G6 e qui la difesa del nero è praticamente impenetrabile. C'è bisogno di una spinta di rottura, l'unico modo è quello di spingere G6, proprio perché ora non puoi rimanere impassibile tu da nero, ma devi fare qualcosa. H6 è la mossa che viene giocata, ora ovviamente si può catturare qui, ma Kramnik non fa subito questa, fa una mossa molto interessante, un sacrificio che è cavallo in D5. Secondo il computer questo sacrificio ovviamente è sbagliato perché è una perdita di materiale, ma a livello pratico è molto fastidioso. Perché? Vediamo che cosa succede ed è quello che poi accade in partita. Pedone per cavallo, alfiere per D5, questo alfiere ora ha tutta la diagonale aperta, punta su F7 insieme al pedone, ha tutta questa diagonale, minaccia la donna, quindi è un sacrificio di tipo posizionale molto interessante. Se pensi anche che ora questa donna nera non è che abbia tante case interessanti, se va qui sul nero non può fare nulla, se va qui su D7 ostacola l'alfiere campochiaro, se va su E8 c'è l'attacco col pedone, Carlsen appunto mette la donna comunque su E8. Ora ci sono tantissime possibilità, attacco con l'alfiere su F7, pedone per F7, torre che va in G1 che supporta l'attacco, sacrificio subito su H6, c'è veramente tanta iniziativa, c'è l'imbarazzo della scelta, ma dalla mia esperienza ti dico che proprio quando c'è tanta scelta c'è più possibilità di sbagliare. Qui Kramnik giocò alfiere per H6, l'idea è quella che se Carlsen cattura il pedone G diventa libero di essere spinto, sostenuto poi con torre, poi la donna può andare anche in D2 a ricatturare, insomma c'è sicuramente molta iniziativa per il bianco. Carlsen impassibile cattura l'alfiere, torre G1, semplicemente alfiere H4 scacco, re in D1 e ora donna in E5. Questa donna si è centralizzata ed è pronta anche ad attaccare su B2, ed è pronta anche a ricoprire ruoli, scusami ho disegnata male la freccia, ruoli difensivi. Il re si potrà spostare poi in H8 al momento giusto e non avrà problemi, e in verde trovi evidenziati i pezzi che sono coordinati fra di loro in un attacco. Abbiamo 5 pezzi per Carlsen contro 3 soli pezzi attaccanti del bianco. E qui la matematica purtroppo non è un'opinione. Ora Kramnik gioca C3 per impedire gli attacchi su B2,
Alfiere 6, una mossa di sviluppo e allo stesso tempo Carlsen vuole cambiare i pezzi, tanto è in stravantaggio di materiale. F4 per minacciare la donna per F4, qui ovviamente Kramnik vuole cercare di aprire le linee, e su G per F7 semplicemente c'è la mossa Re H7 e il re è in una botte di ferro, nessuno può dargli scacco, sta benissimo, non succede nulla, e dopo questa mossa Kramnik abbandonò. Ecco, morale della favola. Ecco quello che ti succede quando cerchi di dare subito scacco matto a Carlsen, cioè inizia a sacrificare pezzi a caso, lui trova sempre la difesa migliore e perdi la partita. Quindi, amici di Matto Scacco, se vi ritroverete a giocare contro il campione del mondo, se mai dovrà capitare, cercate di giocare abbastanza tranquillamente. Per oggi è tutto ragazzi, noi ci vediamo domani con un altro nuovo video. Ciao! E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!